Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Cronaca in apertura. Momenti di grande tensione a partire da questa mattina, oggi, in via Ponchielli a Nerviano. Dalle 7, ora in cui si sono presentati i funzionari per porre sotto sequestro la villetta al Civico 13, la coppia residente si è barricata all'interno della casa, inscenando una clamorosa protesta. Addirittura la donna è salita sul tetto facendo temere per la sua incolumità. Vediamo i particolari nel servizio di Stefano Vietta, immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Non mi hanno dato nessun avviso, io ho roba qua sentimentale da 30 anni, tutta la nostra vita, adesso mi buttano con i bambini in mezzo alla strada, non ho neanche dove dormire. Quante persone siete qua? Adesso siamo in 8 con i bambini. A me non è che mi danno l'affitto qualsiasi, quanto essendo Rom, 8 persone, non è che mi danno subito un affitto. Il comune mi aveva dato una casa, però poi ho fatto il ricorso e ho bloccato la casa e ho lasciato perdere. Però l'avvocato mi ha fatto un scherzo, che non mi ha avvisato che c'era un processo ancora in corso, e sono arrivati questi signori, così di mattina, io gli ho aperto in buona fede, gli ho aperto la porta in buona fede, cosa c'è? Devi uscire fuori. Signori, non vi avevano avvisato? No, non mi hanno avvisato, se mi avvisavano mi ero preparato, almeno di recuperare la mia roba, di trovarmi qualcosa, un affitto o di andare da qualche parte. Adesso io con 8 persone, con i bambini, dove dormi? Nella strada? Spostiamoci a Gallarate. Il sindaco uscente Andrea Cassani non ha compiuto né abuso d'ufficio né omissione di atti di ufficio quando decise di sgomberare il camposinti di via Lazzaretto. A 2 anni e mezzo di distanza da quel clamoroso intervento, era il novembre 2018, si chiude la coda giudiziaria scaturita dalle denunce del legale delle stesse famiglie Sinti. Oggi il giudice ha disposto la cancellazione del procedimento accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Ovviamente soddisfatti Cassani e la sua amministrazione. Una vittoria su tutti i fronti, lo dicevamo dal primo giorno, ora anche il giudice l'ha stabilito, viene sottolineato da Palazzo Borghi. Vendevano salami marchiati IGP, cioè con indicazione geografica protetta, ma erano falsi. Nel senso che erano salami ordinari, come tanti altri. Gli ambulanti che li proponevano nella loro bancarella, posizionata in centro a Luino, sono stati scoperti dai carabinieri. Il prodotto, in tutto 30 kg di insaccati, è stato sequestrato. Si prometteva una qualità certificata dall'Unione Europea per attirare i turisti di passaggio nella cittadina lacustre, ma in realtà i prodotti erano generici. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri il prezzo, 30 euro a salame, troppo alto per quanto era esposto. E sempre allarme truffe. A Varese la questura smantella un'organizzazione che metteva in atto raggiri in internet. Denunciati, anche grazie alla sinergia di diversi uffici della provincia, ben 6 persone, 5 uomini e una donna. Adescavano le loro vittime con false proposte commerciali sui canali web. A esempio, un uomo di origine salernitane, intestatario del conto corrente sul quale è stato depositato dalla vittima un pagamento di 186 euro, aveva venduto un telefono mai arrivato all'acquirente. Infine il quadro sulla pandemia. Il bollettino quotidiano della regione indica che in Lombardia ci sono 417 nuovi contagi sulle 35.272 persone sottoposte a tampone. Induce all'ottimismo, quindi, l'indice di positività, 1,1%, è il nuovo record. Si registrano poi 6 morti, nonché il calo dei ricoverati in terapia intensiva, 183, e negli altri reparti che si assestano a 939. Nella classifica delle province, Milano è prima con 160 contagi, seguita da Brescia con 46 e Varese terza con 45. Intanto, nell'attesa di diventare zona bianca, da lunedì il coprifuoco è spostato a mezzanotte in tutta Italia. Per ora è tutto, con un augurio di serena serata, arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di prealpina.it.